Giovanni Donzelli, responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, ieri ad Agrigento per discutere delle ragioni del sì e del probabile candidato del centrodestra alle prossime elezioni in città, salvaguardare l'unità della coalizione innanzitutto, nulla di deciso a oggi. Presentato il primo assessore del candidato a sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, e Valentino Oliveri, delega ai servizi sociali. Incontro ieri a Canicattì dei consiglieri comunali che hanno sottoscritto la mozione di sfiducia al sindaco Vincenzo Corbo, intervista ad Angelo Cuva, primo firmatario, l'appello agli altri consiglieri ad aderire. Il sindaco di Bivona, Mirko Cinà, lancia un appello al prefetto di Agrigento e ai vertici dell'ANAS per sistemare la strada statale 184 che collega la zona sicana con Cianciane e Raffadali, interrotta per via di una frana. Presentata ieri la stanza sicura per la sicurezza delle donne vittime di violenza presso la caserma dei Carabinieri di Agrigento. La Guardia di Finanza intensifica i controlli sulla filiera distributiva per il caro carburanti. Primo appuntamento stamani della saga dei bambini del mondo, visita al reparto di pediatria dell'ospedale di Agrigento. Panoramica degli avvenimenti sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 7 marzo, sabato. Affollata assemblea ieri di Fratelli d'Italia per discutere sulle ragioni del sì che si è svolta al caos. Alla presenza del responsabile nazionale del partito, onorevole Giovanni Donzelli, al dibattito hanno dato il loro contributo Adriano Barba, presidente del partito ad Agrigento, Paolo Antinoro, responsabile del Dipartimento Giustizia, l'avvocato Salvatore Broccio, Antonio Gazziano, l'onorevole Giussi Savarino, l'onorevole Sbardella e l'onorevole Lillo Pisano. Sentiamo lo stesso Donzelli che ha anche discusso di emergenza caro bollette dovuta alla guerra in Iran e della nuova legge elettorale. L'intervista a Donzelli. Il referendum, il primo appuntamento elettorale è questo per il referendum, è un'occasione importante. I cittadini non devono pensare che non li riguarda. Il rischio è che tutti i cittadini che non hanno a che fare con le aule di tribunale pensino che sia una cosa da loro lontana, perché dicono non sono avvocato, non sono giudice, non ho problemi con la giustizia, posso tranquillamente non occuparmene e non andare a votare. È un errore, perché in realtà riguarda la vita di tutti i cittadini. Senza una buona giustizia non c'è sicurezza, perché se vengono magari arrestati dei criminali poi vengono rilasciati liberi, perché magari il giudice non è adatto o si distrae o non fa il proprio dovere, o magari viceversa, senza una buona giustizia si rischia che non ci sia lo sviluppo economico, perché le aziende non investono sui territori se non hanno fiducia nella giustizia e quindi non arriva l'occupazione e anche magari tanti giovani che da Agrigento sono costretti ad andare al nord o a lasciare la Sicilia per poter lavorare, perché magari le aziende non investono in una terra bellissima come questa, ma difficile, perché non si fidano di una buona giustizia. Quindi è necessario cambiare la giustizia per portare maggiore sicurezza e anche maggiore occupazione e investimenti economici. La posizione sulla guerra di Fratelli d'Italia? Guardi, l'Italia non entrerà in guerra e non ha nessuna intenzione di entrare in guerra. Sicuramente c'è una guerra che preoccupa, le preoccupazioni degli italiani sono le nostre, le istituzioni devono rispondere con serietà, serenità e lasciare da parte i litigi inutili e le polemiche strumentali. In questo momento noi ci aspettiamo che tutti coloro che fanno politica siano vicini alle istituzioni per far vedere un'Italia serena, compatta e determinata per poter arrivare a costruire la pace. L'Italia sta lavorando in questa direzione. Giorgia Meloni lavora alla de-escalation, lavora per la pace, al tempo stesso anche però per difendere i valori dell'Occidente. Onorevole, per quanto riguarda invece l'aumento di benzina, diesel e anche dell'energia, invece? Guardi, per la benzina sicuramente c'è un rischio speculazione, perché in questo momento ancora sono già aumentati i prezzi e non possono esserci le conseguenze della guerra. Quindi c'è un tentativo di speculazione. Per fortuna il governo ha preso già in passato delle norme importanti contro la speculazione, per cui gli speculatori possono essere individuati e colpiti da questo punto di vista. Poi c'è, scusi però, mi hanno finisco di rispondere alla domanda, ma ha chiesto anche per l'energia. Per quanto riguarda l'energia,
in molte parti del mondo sono preoccupati, lo siamo anche noi. Fortunatamente il governo Meloni un paio di settimane fa ha approvato un decreto energia che in tutta Europa ci invidiano, perché proveranno anche ad imitarlo, perché sono state trovate delle soluzioni importanti e innovative che consentono di calmierare il prezzo dell'energia. Ovviamente questa tensione internazionale creerà dei problemi economici, è inutile essere ipocriti, ma per fortuna abbiamo un governo solido, fermo, sereno, che sa cosa fare. E tornando alle amministrative, oggi la sua presenza, oggi si chiude il cerchio allora per quanto riguarda... No, oggi siamo qui per parlare del referendum. Oggi non dobbiamo distrarre l'attenzione dei cittadini di Agrigento e di tutta la provincia dall'appuntamento referendario, che è prima delle amministrative. Altrimenti, se parliamo del voto alle amministrative, i cittadini non vanno a votare per il referendum. E invece, a prescindere, anche chi vuole votare no, chi vuole annullare la scheda, è importante andare a votare. Noi consigliamo di votare sì, perché non è una questione a favore o contro Giorgia Meloni, noi ovviamente siamo a favore di Giorgia Meloni, ma anche uno può anche avere l'antipatia di Giorgia Meloni, ma dare una mano a cambiare la giustizia, perché riguarda la vita di tutti noi. Non cambiare la giustizia per fare un dispetto a Giorgia Meloni non sarebbe intelligente. Ecco, dico, questa nuova legge elettorale è un'ottima legge. Su quali cardini si basa e si applicherà dalla prossima elezione? Si applicherà dalle prossime elezioni, ovviamente ci sarà tutto il lavoro in Parlamento, diamo disponibilità alle opposizioni per un dialogo, un confronto per poter migliorare la legge. C'è un criterio, un cardine però a cui non rinunciamo: chi prende più voti ha più parlamentari, chi prende più voti governa. Se qualcuno vuole fare una legge elettorale in cui chi prende più voti poi comunque pareggia, perché si vuole andare, chi invece ha perso le elezioni, ha preso meno voti, vuole andare al governo lo stesso, non siamo disponibili. La grande credibilità che l'Italia a questo momento a livello internazionale dipende per larga parte dalle grandissime capacità di Giorgia Meloni, buona parte anche dei ministri, del lavoro che stiamo svolgendo, ma in parte anche dalla stabilità che ha l'Italia in questo momento. Quando a livello internazionale vedono che ogni 2 mesi cambia un ministro, che ogni 2 mesi cambia la maggioranza di governo, che chi era all'opposizione e se passa metà al governo e metà all'opposizione, che era al governo metà alla maggioranza, metà all'opposizione, e che i ministri cambiano continuamente, non ha fiducia in questa nazione, e quindi se un investitore non investe, se un interlocutore estero di un'altra nazione considera poco credibile la nazione con cui si confronta. Una legge elettorale consente a chi vince di governare per 5 anni, è una buona legge elettorale, e noi faremo questo. L'interesse dei cittadini. Il mio consiglio è: andate a votare e andate a votare guardando il merito della riforma, perché questa riforma può migliorare lo stato della giustizia in Italia, e questa è l'unica cosa che conta. E si è anche parlato del candidato a sindaco di Agrigento con l'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito, che ha incalzato dai giornalisti, ha ribadito come il centrodestra per l'occasione dovrà essere unito all'importante appuntamento elettorale ad Agrigento e che al momento nulla è stato deciso dalla coalizione, che Fratelli d'Italia è anche disponibile a presentare un proprio candidato se necessario, salvaguardando ovviamente l'unità dello schieramento. L'intervista a Donzelli. Sulle elezioni ad Agrigento avete scelto il candidato Sodano, Firetto, si fanno tanti nomi, la posizione di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia lavora tenacemente a tenere il più possibile unita la coalizione di centrodestra. Ovviamente ancora c'è il tempo, non troppo, quindi dovremo presto ufficializzare il nome, ma da parte nostra l'importante, il lavoro che stiamo facendo è per tenere il più possibile unito il centrodestra, perché è importante dare ad Agrigento l'amministrazione che merita e le spaccature non vengono comprese dai cittadini, soprattutto in un momento così delicato anche a livello internazionale, quando la politica si mette a litigare non viene compreso dai cittadini. Lega compresa? Questo guardi, tutti, quando si litiga le colpe sono equamente sempre distribuite, normalmente. Nel caso di Agrigento noi ci impegneremo per tenere il centrodestra unito. Se con le domande sperate di farmi creare ulteriormente litigi, ovviamente no, perché sto dicendo che l'obiettivo è essere uniti e quindi non mi uscirà mai una parola contro amici. Lo dico con grande franchezza, in questo momento l'unità non c'è, perché ci sono dei punti di vista diversi. E lei pensa che si possono, diciamo, stemperare queste spigole che ci sono fra i vari schieramenti, i vari partiti, mantenendo sempre lo status quo, o è necessario un cambiamento? Il compito della buona politica è trovare le soluzioni. Io credo che si possano trovare le soluzioni anche partendo già da alcune ipotesi che sono in campo, che sono molto valide. Su questo poi spetta alla buona politica. I politici non capaci
litigano e basta. I politici capaci trovano le soluzioni. L'ultima, la lascio veramente andare a A lavorare. disposizione. Praticamente, se ho capito bene, andando via, diciamo, il partito che resta, gli organizzatori di questa campagna elettorale nei prossimi giorni hanno il compito di riunire gli altri, di diciamo discutere per vedere di trovare un'intesa. Questo è l'orientamento. L'orientamento è lavorare sodo per far vincere il sì al referendum, perché serve a tutti i cittadini. La politica deve fare il suo lavoro ovviamente per trovare le migliori soluzioni, già lo stanno facendo, Fratelli d'Italia è già impegnata in questa direzione, a cercare di tenere unita la coalizione e tenere unito il centrodestra. Però noi ci interessa tutti i giorni quello che riguarda i cittadini. Questo fa parte della cucina della politica, che ce ne occupiamo, è nostro dovere farlo, ma ci interessa secondariamente. Intanto c'è il referendum che riguarda la vita di tutti i cittadini, poi sono i problemi di Agrigento che stiamo affrontando, sia alla regione Sicilia che sul territorio, e quindi noi ci occupiamo di questo. E poi ovviamente ci occupiamo anche di tenere unita la coalizione e di trovare il nome giusto, ma il problema è trovare il nome giusto per il bene dei cittadini di Agrigento, non per l'interesse di un partito o dell'altro. Quindi non rappresentante dei Fratelli d'Italia, ma un candidato comunque. No, guardi, noi abbiamo classe dirigente per poter governare ovunque, ma non anteponiamo mai l'interesse di partito all'interesse dei cittadini. Quindi non diremo oggi deve essere a tutti i costi di Fratelli d'Italia, pur avendo persone che sarebbero in grado di fare benissimo il sindaco, ma cerchiamo insieme agli altri la migliore soluzione per stare tutti insieme, valutare anche soluzioni che sono già in campo per arrivare a stare compatti per far vincere questa città. Vediamo adesso un commento sulla guerra e sulle basi americane in Sicilia fatte dal collega Eugenio Cairone. Non sono lontani i tempi quando si parlò di assegnare a Donald Trump il Nobel per la pace, ma la stranezza del personaggio presidente degli Stati Uniti rimette tutto in discussione, perché non si parla di pace, ma di guerra. Una guerra che ci interessa da vicino, purtroppo, perché in Sicilia ci sono le basi che proiettano la nostra isola sulla scena di un conflitto che non ci appartiene. Ma ci sono degli obblighi, dice qualcuno, per il ministro Crosetto valgono i trattati. E sono proprio gli accordi che si contestano, risalenti a decine di anni, e che nessun governo ha avvertito l'esigenza di aggiornare e modificare. L'articolo 11 della Costituzione sancisce il ripudio della guerra, ma sulla carta, come sempre quando c'è da applicarla la Costituzione. E allora, alla vigilia del referendum in cui si chiede di votare sì o no, nel nostro caso, a prevalere deve essere il no convinto all'uso delle basi militari americane in Sicilia. Che sia possibile o meno alla gente che sta già pagando caro il conflitto poco interessa. La gente chiede e quasi invoca che dalle istituzioni arrivino segnali che aiutino a stare tranquilli. Donzelli ad Agrigento per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, ad una domanda del direttore di TV Arturo Cantella proprio sulla guerra, ha detto che le istituzioni devono rispondere con serietà e l'Italia sta lavorando per difendere i valori dell'Occidente. Ma come si difendono i valori? Sicuramente con la diplomazia e non certo con la forza. Presentato oggi il primo assessore del candidato a sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa e Valentino Oliveri con la delega ai servizi sociali. Le interviste. Giuseppe Di Rosa, candidato a sindaco, oggi la presentazione del primo assessore, una donna. Ecco, parliamo di questo obiettivo, di questa candidatura, con quali risultati penserai di ottenere? Ma guarda, noi lottiamo per vincere, non posso pensare di perdere. Stiamo iniziando a presentare i nostri assessori. Oggi la prima, Valentina, è una persona conosciutissima, ha scritto il libro, è conosciutissima perché è una mamma di un bambino autistico. Lei rappresenterà in toto l'amministrazione Giuseppe Di Rosa nei servizi sociali, non si occuperà solo esclusivamente di questa materia, ma bensì di tutto ciò che gira attorno ai servizi sociali, ad iniziare dai problemi psichici che affliggono tantissime famiglie agrigentine. Ricorderei a tutti che l'unico ad Agrigento a essersi incatenato davanti al comune per aiutare
i malati psichici è stato Giuseppe Di Rosa. Non lo dico oggi, ma è storia. È storia che ad Agrigento l'unico che si è speso per queste problematiche ha un nome e cognome, Giuseppe Di Rosa. Ho scelto il top per questa categoria di assessore, sceglieremo il massimo che potremo riuscire a scegliere anche per altre materie. Certo non metteremo il medico allo sport, metteremo il medico nella sanità, metteremo uno sportivo, un manager dello sport, lo metteremo nello sport. Noi stiamo preparandoci a governare, ad amministrare la città di Agrigento, la più bella città dei mortali. Oggi una nota critica sulla Sagra. No, note critiche per la Sagra no, assolutamente. Posso criticare il fatto che Agrigento in questo momento non è pronta a spendere 807.000 euro. Non si possono spendere 807.000 euro per una kermesse che viene lanciata a 4 giorni dall'inizio, per una kermesse della quale i volantini, l'opuscolo viene stampato a 4 giorni. Noi abbiamo fatto stampare il nostro opuscolo e siamo ancora a 100 giorni dalle elezioni nel momento in cui lo stampiamo. E noi non dobbiamo pubblicizzarlo a livello né provinciale, né regionale, né nazionale, né internazionale. Non puoi andare alla BIT del 2026 a presentare la Sagra del 2026. Con noi la Sagra sarà gestita dalla fondazione. Oggi tutti parlano di fondazione. No, la fondazione c'è già, è la Pirandello, come dicevo che la fondazione Pirandello poteva organizzare Città della Cultura. La Pirandello, la fondazione del comune di Agrigento, si occuperà della Sagra e di tutti i festeggiamenti possibili e immaginabili, anche dell'organizzazione di concerti. Non possiamo lasciare spazio solo ed esclusivamente al privato che porta i soldi nelle sue tasche. Il comune diventerà, con Giuseppe Di Rosa sindaco, un comune manager. Noi non lasceremo spazio a chi che sia perché gli dobbiamo un favore. Noi non daremo l'esternalizzazione degli impianti sportivi perché poi chiederemo a quelli che li gestiscono di candidarsi nella nostra lista. Noi creeremo le società di servizio che andranno a gestire tutti i servizi del comune manager. Ecco, lei ha scelto di aderire al movimento di Giuseppe Di Rosa, a questa candidatura. Ecco, cosa pensa di realizzare nell'ambito della sua delega, se ovviamente sarà eletta? Allora, il mio progetto che presento oggi si chiama Serve un villaggio. Ho ideato questo progetto facendomi ispirare da un detto africano: It takes a village to raise a child. Serve un intero villaggio per crescere un bambino. Ecco, vorrei che Agrigento diventasse una città a misura di bambino, a misura di famiglia e soprattutto a misura di famiglia che vive quotidianamente con disabilità, quindi di famiglie di caregiver. Ecco, lei crede che fino adesso poco è stato fatto, non ci sono state queste condizioni in questo settore? È stato fatto veramente molto poco e da madre di un bambino autistico che vive quotidianamente questa condizione vorrei incrementare i servizi per le famiglie che vivono la disabilità, soprattutto riguardo alle neurodivergenze. Ancora molto c'è da fare molta sensibilizzazione e molto supporto alle famiglie in questa direzione, quindi il mio impegno sicuramente sarà in quella direzione, ma non solo. Ecco, il suo sarà un progetto aperto? Sì, assolutamente. Serve un villaggio, è un progetto aperto, l'ho definito open source per questa ragione. Infatti vorrei rivolgermi alle famiglie di caregiver, ai professionisti e a tutti gli operatori del settore di darmi dei suggerimenti, di scrivermi, di farmi delle richieste. Ho ideato una casella di posta elettronica, serveunvillaggio@gmail.com, alla quale possono scrivermi e inviarmi tutte le loro proposte e io le sarò ben lieta di leggerle. 11 consiglieri comunali di Canicattì hanno firmato una mozione di sfiducia al sindaco Vincenzo Corbo, tra cui il promotore dell'iniziativa, il consigliere comunale Vincenzo Cuva, intervistato dalla collega Danila Bonsangue. L'intervista. 11 consiglieri comunali di Canicattì hanno firmato la mozione di sfiducia al sindaco Vincenzo Corbo. Con noi Angelo Cuva, che è uno dei promotori di questa mozione di sfiducia. La città lo chiede ultimamente a gran voce, soprattutto dopo la triste vicenda acqua, che è proprio il culmine di tutto quello che è accaduto in questi anni. La città si è sentita abbandonata dal primo cittadino nel momento di maggiore bisogno, quindi ha chiesto a gran voce anche nei gazebi dove si firmava per l'azione legale ad AICA di sfiduciare il sindaco Corbo. La sfiducia è stata firmata. Adesso cosa accadrà?
Sì, hai detto già tutto tu. Oggi abbiamo firmato simbolicamente la mozione di sfiducia, eravamo in 9, ma si aggiungeranno gli altri 2 colleghi consiglieri, Alessi e Curto. La depositeremo ufficialmente il giorno 12 marzo, quindi invito ai colleghi consiglieri di aderire, che possono aderire eventualmente anche modificando questa mozione da qua al 12 marzo. A partire dal 12 marzo poi la mozione di sfiducia si terrà non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni consecutivi. Quindi in linea di massima, entro i primi giorni di aprile, sicuramente il Presidente del Consiglio Comunale è invitato a convocare la seduta dell'Assemblea consiliare. È un atto politico forte, ce ne rendiamo conto, però è un atto politico che ovviamente il mio gruppo e alcuni colleghi già volevamo fare da tempo, e quindi non è strettamente collegato alla questione acqua, ma è figlio del fatto che il sindaco Corbo è totalmente scollegato dalla realtà, è totalmente scollegato dalla cittadinanza ed è solo ed esclusivamente circondato dai suoi collaboratori che sono degli yes men, che gli fanno semplicemente apparire la realtà diversa rispetto a quello che è. Collaboratori che in particolare sono gli assessori a cui noi paghiamo un'indennità, la città paga un'indennità, e non si ha notizie di certi assessori, non visitano gli uffici, non dialogano con la città, non dialogano con le attività commerciali, eppure percepiscono un'indennità. Perché? Perché il sindaco è un accentatore. Lui per qualsiasi cosa il cittadino deve rivolgersi al sindaco, e questo non è una prospettiva che si merita Canicattì, ed è questo uno dei motivi. Ovviamente sintetizzare 30 pagine di documento non è facile, però nella mozione di sfiducia a cui abbiamo lavorato in tanti è un documento politico forte. Sono stati trattati tutti gli argomenti, dalla gestione dei rifiuti alla questione stadio, alla questione dei cantieri bloccati, i servizi sociali, ma avete anche detto che si è perso un importante finanziamento per la scuola media Verga, la scuola di Via Allende. I lavori dovevano essere conclusi entro il 2026, se ho capito bene, quindi questo finanziamento è stato perso a discapito di tanti bambini. Sì, io ero assessore alla pubblica istruzione, avevamo ottenuto questo finanziamento, non c'è proprio comunicazione, è un finanziamento PNRR, quindi sicuramente sarà stato perso, anche perché non c'è minimamente traccia, ma non c'è minimamente comunicazione, il sindaco non comunica, è trincerato nelle sue idee, tra i suoi collaboratori, si fa circondare e per lui va tutto bene. E mi viene di fare una battuta al sindaco, perché lui è talmente scollegato dalla realtà che si è a volte definito umile, perché si sveglia la mattina e risolve i problemi. Allora, caro sindaco, mi viene da dire, considerando tutto quello che c'è a Canicattì, le strade, i rifiuti, il cimitero, la sanità, l'acqua, rimanga a dormire qualche altra oretta in più, perché probabilmente lei non le risolve i problemi, ma è la causa dei problemi della nostra martoriata Canicattì, che ha decisamente bisogno di cambiare pagina. E quindi invitiamo i consiglieri comunali a votare la mozione di sfiducia, perché con 15 voti, dopo un periodo eventuale di commissionamento, sicuramente la Canicattì potrà voltare pagina. I cittadini e la comunità di Bivona e di tutto il comprensorio dei Sicani, a causa di una frana che ha interessato la strada statale 118 tra Cianciano e Raffadali, stanno vivendo un grave disagio. L'appello del sindaco Milko Cinà al prefetto di Agrigento e ai vertici dell'ANAS per risolvere urgentemente il problema. Sentiamo il primo cittadino di Bivona, Milko Cinà. Sindaco di Bivona, Milko Cinà, parliamo di questo disagio che i cittadini di Bivona stanno avendo per il collegamento con la strada di Cianciano. Sì, un disagio che stanno avendo i cittadini di Bivona, ma di tutto il comprensorio, diciamo, dei Sicani e della nostra area interna. Praticamente una frana impedisce diciamo, di percorrere la SS 118 tra Cianciano e Raffadale. Questo sta creando tantissimi problemi, soprattutto ai pendolari, alle attività produttive, a chi si deve recare in ospedale. Abbiamo parlato più volte con il responsabile regionale dell'ANAS e stiamo coinvolgendo Sua Eccellenza il Prefetto, perché bisogna trovare una soluzione nell'immediato. Noi già siamo un'area interna con le nostre difficoltà in termini di viabilità e vogliamo delle risposte immediate, attivando un'altra corsia, attivando un bypass per cercare di far transitare alla 118, perché percorrendo le altre strade dalla nostra area interna ci vogliono veramente 20-30 minuti in più, quindi non è possibile. Già noi viviamo una situazione di marginalità territoriale e quindi chiediamo con forza soprattutto ad ANAS che si attivi
che attivi è la ditta che è incaricata per fare i lavori, di attivarsi immediatamente. Non possiamo più aspettare. Parliamo anche dell'amministrazione comunale, della finanziaria, voi avete già approvato tutto? Sì, abbiamo approvato il bilancio entro i termini, stiamo lavorando sul consuntivo, devo dire che c'è stato un risanamento importante nel corso dell'ultimo anno e mezzo e di questo siamo ampiamente soddisfatti. Stiamo lavorando sulla programmazione, sui tanti finanziamenti che in questo momento ci sono e anche sui finanziamenti delle aree interne che devo dire saranno una boccata di respiro per tutti, diciamo, i comuni della nostra area interna sicani, perché ci sono importanti finanziamenti di 16 milioni sulle infrastrutture, finanziamenti sulla riqualificazione urbana, sui progetti sull'energia e molti altri progetti ancora su cui stiamo lavorando. Quindi c'è tanto lavoro, abbiamo chiuso la vecchia programmazione e abbiamo speso 40 milioni di euro. Siamo l'unica area territoriale che sta nella provincia di Agrigento che sta utilizzando le risorse e di questo ne siamo fieri del lavoro che abbiamo fatto. Presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, alla presenza del prefetto, è stata presentata la stanza Tutta per sé, inaugurata nel 2017, che rappresenta uno spazio protetto all'interno della caserma dedicato all'ascolto sicuro di donne vittime di violenza e di altre persone vulnerabili. L'intervista. La stanza Soroptomist, che è stata adibita all'interno del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento già diversi anni fa, è, diciamo, un presidio importante, un luogo sicuro dove poter accogliere le vittime che trovano il coraggio di raccontare le loro esperienze dolorose e quindi anche di denunciare. È un posto importante perché, al di là dell'importanza delle leggi, dell'intervento delle istituzioni, quindi anche dell'Arma dei Carabinieri nei casi di violenza di genere e della magistratura, è un luogo in cui si può ascoltare la vittima con rispetto e attenzione e dare la dovuta assistenza in questo difficile percorso. Possiamo fare anche un appello a denunciare? Sì, ormai negli ultimi anni, anche grazie agli strumenti normativi che si sono, diciamo, adeguati a quella che è la realtà, la situazione sta cambiando e sempre più donne trovano il coraggio di raccontare appunto queste esperienze e di denunciare. L'invito è sempre quello di rivolgersi alle forze dell'ordine, quindi di cercare un aiuto sicuro e di uscire, ecco, dal circuito della violenza per poter trovare o meglio ritrovare anche la propria normalità. I segnali da sottovalutare ci sono sempre presenti. Noi cerchiamo di sensibilizzare anche chi può essere vicino alle vittime, quindi i contesti scolastici, i contesti di aggregazione, anche i vicini di casa possono essere d'aiuto, perché non è semplice accettare di vivere una situazione e comunque trovare il coraggio di denunciare una persona a cui si è legati anche sentimentalmente. E questa è la vera difficoltà. Il contesto, fare rete in queste cose è l'aspetto più fondamentale, più importante per poter aiutare chi veramente ha bisogno. E alla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici che si sono registrati negli ultimi giorni, connesse all'acuirsi della crisi geopolitica nell'area mediorientale, la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha rafforzato il presidio di legalità lungo l'intera filiera dei carburanti, l'intensificazione dell'attività di controllo che si inserisce nell'ambito delle più ampie funzioni di polizia economico-finanziaria, risponde alle primarie esigenze di prevenire ogni forma di distorsione che possa arrecare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato. Gli interventi finalizzati da un lato a verificare l'osservanza delle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo, dall'altro ad analizzare l'andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici in tutte le fasi di commercializzazione, anche allo scopo di far emergere eventuali accordi anticoncorrenziali. Al contempo, tenuto conto che rapide oscillazioni dei prezzi al consumo possono alimentare il rischio di maggior ricorso a canali illeciti di approvvigionamento, sarà intensificato dalla Guardia di Finanza il controllo economico del territorio al fine di far emergere eventuali condotte di evasione o di frode realizzate attraverso l'immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime
regime impositivo, la falsa classificazione merceologica dei carburanti e la irregolarità nella circolazione e tracciabilità dei prodotti. Linea alla regia per la pubblicità. Andava in giro con un coltello, un tirapugni in ferro e alcuni grammi di hashish in tasca. Un quindicenne agrigentino è stato denunciato alla procura dei minorenni per il reato di porto abusivo di armi. Il minore è stato controllato dai carabinieri impegnati in un giro di perlustrazione nel quartiere balneare di San Leone. L'atteggiamento del ragazzino ha insospettito i militari dell'arma che hanno proceduto alla perquisizione avvenuta nella zona dell'ex eliporto. L'accertamento dato esito positivo poiché nelle tasche del quindicenne sono saltati fuori un tirapugni, un coltello e alcuni grammi di hashish. La comunità sorda della provincia di Agrigento comunica che si è svolta la seconda assemblea dei sordi della nostra provincia, dopo quella del 27 settembre scorso. All'incontro hanno partecipato numerose persone sorde che hanno preso parte al dibattito esprimendo forte preoccupazione per la mancanza di una sede locale di Agrigento per le gravi carenze ai servizi di accessibilità. È stato evidenziato che la sede locale è chiusa da 1 anno e 3 mesi senza che vi sia stato alcun intervento da parte dei vertici e delle autorità istituzionali dell'ente nazionale sordomuti. I cittadini hanno quindi lanciato un appello alle istituzioni competenti annunciando il desiderio di organizzare una manifestazione pubblica e di ricorrere anche alle vie legali per la tutela dei diritti dei sordi di Agrigento. Al momento attuale non è stato ancora nominato il commissario straordinario dell'ente nazionale sordi di Agrigento in decorrenza nel mese di febbraio 2026. Primo appuntamento stamani della Sagra dei Bambini, visita al reparto pediatria dell'ospedale di Agrigento dove il gruppo del Messico è andato a incontrare in corsia i degenti per portare loro un po' di allegria, accompagnati dal primario Giuseppe Gramaglia e con Luca Crescenzo, organizzatore dell'evento. Le interviste. Il mandorlo in fiore in corsia grazie ai bambini del mondo per portare folklore e allegria ai piccoli ricoverati. Sì, abbiamo visto appena esibirsi il gruppo del Messico per i bambini degenti qui al reparto pediatria, i bambini davvero emozionati, quasi con le lacrime, che guardavano questi costumi stupendi delle bambine messicane, dei sombrero dei bambini messicani. È stato veramente un momento emozionante per tutti. Il nostro festival ha sempre voluto da 23 anni iniziare appunto con queste esibizioni, sperando di portare un sorriso e di aiutare appunto i bambini a riprendersi dalle loro malattie. Infatti i bambini del mondo non è solo folklore, ma è solidarietà, è amore e soprattutto pace nel mondo. Assolutamente sì, in questo momento così difficile questo mix di culture, queste tradizioni che si uniscono, questo danzare insieme, cantare insieme è qualcosa davvero che tocca i nostri cuori. I bambini sono tutti pronti? I bambini sono tutti pronti, sono ancora qualcuno in arrivo, però siamo tutti pronti, da domani si inizia e poi naturalmente con gli spettacoli al Teatro Pirandello il premio Claudio Crescenzo. È un'iniziativa che ripetiamo da 23 anni, grazie alla collaborazione che abbiamo con Antonella Crapanzano, Luca Crescenzo e Giovanni Di Maio. I bambini del mondo, il Festival internazionale del folklore, inizia la sua attività settimanale proprio nel reparto di pediatria ed è emozionante vedere questa collaborazione, questa solidarietà, questo affetto che hanno i bambini della Città del Messico che sono venute stamane con i nostri bambini degenti. La giornata è caratterizzata da balli, è caratterizzata da canti e tutto questo in un clima che ricorda molto la pace, tanto necessaria nel nostro mondo, ma anche la solidarietà, l'affetto, il sorriso, cose che annualmente dovremmo avere e che invece in questi ultimi periodi sono minacciati da quelle notizie che ci arrivano dalle altre parti del mondo. Che dire, un momento storico per quanto riguarda questo reparto di pediatria che come sempre riesce a legare la società civile alle istituzioni sanitarie. E poi
diciamolo chiaramente, lasciare da parte un po' le malattie, i pensieri e sorridere fa bene anche a tutti. Sì, ti devo dire che quest'anno mi sono emozionato più degli altri anni, perché ho visto una bambina, o meglio una ragazzina, che ha pianto a vedere questi bambini che ballavano e che cantavano. Vuol dire che stava gustando con il suo cuore e con la sua mente quello che stava succedendo attorno a lei, cioè l'avere il bisogno di serenità che in questo momento magari non ha perché è ricoverata e che quindi fa terapia e fa cure particolari. Una esperienza da proseguire? Sicuramente sì, è un'esperienza da proseguire. Ringrazio sempre la triade strategica che ci dà la possibilità di farlo. Oggi più che mai siamo vicini al territorio agrigentino perché ne viviamo quelle che sono le vicissitudini della stessa città. Basta morire di Movida, presentata all'Associazione No Maranza a Palermo dello chef Natale Giunta, presenti anche le mamme delle vittime delle notti palermitane e Stefania Petix. Noi amiamo le barbe ma odiamo la violenza. No Maranza perché al nord di No Maranza sono i Maranza di oggi, seconda generazione di immigrati e delinquenti. Da noi Maranza viene dall'ultimo killer che ha ammazzato Paolo Taormina, quindi Maranzano. Questo è il significato di Maranzano, perché noi non vogliamo altri omicidi, non vogliamo altri delitti per la movida, per il divertimento. Ma la barba è una provocazione perché oggi è uno status quello di stare barba, marsupio, tuta. Poi più tardi vi farò sentire il motivo quando entreremo in conferenza perché tutto questo nasce. Quello arrivano a gruppi tutti vestiti allo stesso modo, minacciano, gli dicono e butta fuori o entriamo oppure vi facciamo casini, tanto ormai chiudete voi, perché l'articolo 100 del TULPS prevede che in caso di rissa o tentativo di rissa o danneggiamenti noi dobbiamo organizzare l'ordine e il servizio pubblico che oggi è ingestibile e loro già lo sanno e sanno che chiudono i locali di pubblico spettacolo, perché se arriva una volante e fa una relazione di servizio e qualcuno c'è una rissa in corso viene chiusa solo l'attività, non può essere chiusa un'attività senza nessun motivo. Ma i buttafuori non hanno strumenti, cercano solo di evitare, ma quando arrivano persone in gruppi di 20, 30 e vogliono entrare per forza e noi diciamo che non è possibile, lì iniziano le risse e questa rissa non può provocare la chiusura delle attività. Noi abbiamo 55 dipendenti solo in questa struttura, ma noi perché dobbiamo chiudere per dei delinquenti? Noi non vogliamo chiudere, la movida deve essere divertimento. La stessa frase andiamoci a divertire, ma andiamoci a divertire, negli ultimi anni ci sono 8 morti a Palermo per il divertimento, ma è una strage. Inerte, siamo tutti sono al collasso, negli ultimi anni nessuno ha fatto niente, forse questa è l'unica iniziativa mia che ha fatto parlare un po' giornali, tv negli ultimi 10 anni, perché esce l'articolino ma nessun politico, nessuno si è preso un po' questo problema al cuore, ma è stato sempre superato, è stato superato perché ormai è quasi la normalità. Questo è il tema che il divertimento deve diventare di nuovo la libertà non può essere condizionata da una serie di delinquenti che stanno distruggendo, ma non solo la nostra città, a livello nazionale. Noi parliamo dei nostri perché già i nostri sono pericolosi, ma i nostri stanno portando a una situazione di non ritorno. La motivazione è semplice, vedo una movida sempre più incattivita e pericolosa per i nostri ragazzi e anche per noi, per cui sentivo che bisognava fare qualcosa. Quando mi hanno detto vuoi partecipare, quindi evidentemente il mio ruolo è dar visibilità al problema, perché il problema esiste, io ho detto sì, perché comunque è un problema e non possiamo permetterci di non vederlo. Tutte le volte che non abbiamo visto un problema in questa città poi è diventato più grande, dobbiamo fermarlo in tempo. Sia chiaro, non abbiamo nulla contro le barbe, i ristoratori sanno perfettamente chi entra per dar problemi e quelle persone non devono entrare. Tutte le altre barbe gentili, simpatiche, vogliono divertirsi, benvengano. Il nostro statuto prevede proprio questo, una nostra attività finalizzata a richiedere la modifica normativa, per esempio, che gestisce questi problemi. Parliamo dell'articolo 100 del TULPS che fa sì che i gestori dei locali spesso abbiano il timore di denunciare per timore proprio di veder chiusa la propria attività. Noi chiederemo e sosterremo chiunque chiederà
arriverà in Parlamento la modifica di questa norma che adesso oggi è veramente datata, ma poi prevediamo anche di proporre dei protocolli d'intesa con la prefettura e il comune affinché i gestori dei locali che sono virtuosi e che applicano alla lettera le regole possano usufruire e possano avere garantita una protezione, una tutela da parte appunto della pubblica autorità, senza appunto rischiare di denunciare e poi essere chiusi. Ma noi intendiamo anche formare i gestori dei locali, intendiamo dargli assistenza legale, intendiamo formare anche i giovani, già abbiamo previsto sia delle campagne pubblicitarie che delle conferenze da fare proprio nelle scuole per spiegare ai ragazzi come ci si comporta e appunto per evitare alla radice che si creino queste sacche di inciviltà. Noi non siamo razzisti, quella dell'uomo con la barba che non può entrare nel locale è soltanto una provocazione. Noi siamo cittadini, professionisti, imprenditori che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo proprio alla propria città e alla propria società. Ho capito subito il messaggio che voleva dare Natale, a quel punto l'ho chiamato e mi sono voluto spingere su questo progetto fotografando la movida con le barbe e poi mi sono spinto anche oltre dando un valore e facendo un romanzo meraviglioso su quello che sono le barbe più belle che ho incontrato, con storie incredibili di gente dignitosa e meravigliosa. Loredana Zerbo, mamma di Paolo La Rosa, una vittima di mala movida nel 2020. Le chiedevo, signora, che cosa è cambiato dal 2020 ad oggi e che cosa c'è da fare, cosa bisogna fare e queste manifestazioni della società civile a cosa servono? Allora, dal 2020 ad oggi purtroppo devo dire che le cose sono cambiate, ma non in positivo ma in negativo, in quanto da quel momento mi rendo conto, mio figlio è stato ucciso nel 2020, il 24 febbraio 2020, davanti ad una discoteca. Ma mi rendo conto che da quel momento tutto è diventato più amplificato. Queste cose accadono purtroppo oggi molto più spesso e noi genitori abbiamo paura di far uscire i nostri figli. Ho ancora una ragazza di 23 anni che allora ne aveva 17, lei diciamo, non esce più come una volta perché comunque anche lei ha paura. E la sua vita si è stravolta proprio come la nostra, ma mi rendo conto che i giovani di oggi non vivono nel mondo reale, vivono in un altro mondo, vivono nel mondo dei social, che è quello è molto finto, è un mondo irreale, è un mondo dove tutto è possibile, anche accoltellare qualcuno. In un videogiochi tu accoltelli qualcuno, ci spari e loro si rialzano. Nella vita reale non è così. Io vorrei tanto aiutarli, ma spero che il semino che ogni tanto metto nella loro mente possa aiutarli. Scoppia a Palermo la polemica sul reparto di oncologia del Policlinico a seguito di un video condiviso sui social del vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone, la risposta della direzione dell'ospedale nel corso di una conferenza stampa. Vi ho voluto qui perché ritengo giusto e doveroso parlarvi con chiarezza e respingere con forza certi attacchi mediatici che non fanno che offendere i professionisti, gli operatori e tutti coloro i quali ogni giorno lavorano con impegno, onestà e qualità, e ci tengo a puntualizzare la qualità, al Policlinico. Le scelte che ho dovuto compiere sono state ardue, a volte dolorose, quando sono arrivata al Policlinico, perché ho trovato un'azienda che era stata governata molto frequentemente negli ultimi lunghi anni da commissari che non potevano avere la mission e la vision che può avere una persona che ha un incarico più a lunga scadenza. Però queste scelte ardue e difficili io le ho compiute in maniera consapevole per mantenere attive tutte le discipline del Policlinico. Ho dovuto compierle, perché l'alternativa sarebbe stata chiudere reparti e bloccare l'assistenza alle persone. Vi spiego. Allora, al Policlinico in atto ci sono 4 cantieri di lavori proprio strutturali del PNRR. Quando io sono arrivato ho avuto
l'impatto con l'obbligo da parte dell'Europa, da parte della nazione, da parte poi della regione, a portare avanti 4 cantieri di PNRR. Significa 4 grossi plessi in un policlinico vetusto e piccolo, 4 plessi in cui all'interno sono collocate attività assistenziali di grande pregio, di grande rilievo, di grande importanza anche sociale. Per rispettare i tempi di questi lavori, appunto come vi dicevo sono in atto 5 cantieri in piedi, e dare la possibilità proprio alle maestranze di andare avanti e di essere veloci per la consegna dei lavori nei tempi stabiliti, perché noi abbiamo tempi di scadenza che sono stabiliti dagli organi superiori, abbiamo dovuto addirittura il plesso 13, che è quello dove insiste normalmente l'oncologia, svuotarlo completamente. E credetemi, non è stata un'impresa, io non mi voglio vantare, facile, ma ci siamo riusciti. Trasferta importante per il rosanero nella 29esima giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi affronta la Carrarese con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria contro il Mantova e restare agganciata alla zona alta della classifica. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Il Palermo torna in campo nella 29esima giornata di Serie B con una trasferta importante sul campo della Carrarese. I rosanero vogliono dare continuità alla vittoria per 2-1 contro il Mantova e restare in corsa per il terzo posto. In classifica la squadra di Inzaghi è quarta con 54 punti, a una sola lunghezza dalla zona promozione diretta. I numeri recenti sorridono ai siciliani. Nelle ultime 3 sfide contro squadre toscane sono arrivate altrettante vittorie, con 11 gol segnati e 3 subiti. All'andata, inoltre, il Palermo si impose con un netto 5-0 al Barbera. Attenzione però alla Carrarese, che in casa sa essere pericolosa e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sul piano tattico Inzaghi potrebbe operare qualche cambio, complice anche il calendario ravvicinato. Assenti per squalifica Pierozzi e Blen, in porta confermato Joronen, mentre in difesa resta aperto il ballottaggio tra Peda e Berecischi. A centrocampo possibile spazio per Giasi sulla destra, con Segre e Ranocchia in mezzo e Augello sulla fascia opposta. In attacco il riferimento resta poi Giampaolo, a caccia del 20° gol stagionale. Alle sue spalle potrebbe agire ancora Leduaron, anche se Jonsen rappresenta un'alternativa. I rosanero cercheranno di portare anche in trasferta l'intensità mostrata nelle gare casalinghe, dove spesso riescono a indirizzare le partite già nel primo tempo. Contro la Carrarese servirà la stessa aggressività per continuare a inseguire il sogno promozione. Vediamo adesso una panoramica degli avvenimenti sportivi della domenica, curata dal bravo collega Carmelo Lentini. Il campionato di Serie D Girone osserverà una giornata di sosta e per lo svolgimento del trofeo Viareggio. Si riprenderà domenica prossima 15 marzo con il Castrom Favara impegnato alla Mezzia Terme contro il locale Vigor, mentre la Nissa se la vedrà fuori casa con il Messina. Un altro scontro tra titani si gioca invece a Barcellona Pozzo di Gotto, dove andrà in scena Nuova Igea Regina. E scendiamo di categoria. In eccellenza il capolista Licata ritorna a giocare al cospetto dei propri tifosi per affrontare il 90-011 Bagheria, squadra che lotta per non retrocedere. Dopo la bella prova nello scontro diretto con il Marsala, la compagine di Lillo Bonfatto cerca punti per allungare ulteriormente il distacco dalle immediate inseguitrici. Il Camerat infatti gioca in trasferta contro l'altra squadra di Bagheria, quella di il Città delle Ville, mentre la compagine agrigentina del tecnico Fabrizio Cammarata si ritrova in seconda posizione alle spalle Licata ed intende blindare un posto per i prossimi playoff. Trasferta più impegnativa invece per l'Unitas Sciacca, che a Misilmeri dovrà affrontare un avversario in piena salute e che si trova appena 3 punti sotto dalla compagine saccense. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione Girone A, trasferta impegnativa per il capolista Aragona, che a Marineo affronta una delle squadre più in forma del campionato. La compagine palermitana insidia ad un solo posto l'attuale vice capolista Alcamo e, specie tra le mura amiche, dimostra di essere un osso duro da superare. Anche l'Alcamo non avrà vita facile a Camporeale, come anche lo stesso Gemini, che sarà ospite del CUS Palermo. Dovrebbe iniziare
iniziare a fare punti il Castel Termini, che contro il penultimo della classifica, vale a dire l'Aspra, lotta per un posto al sole. Infine la Margheritese, che con un po' di fortuna potrebbe rientrare nel giro dei playoff. Quest'ultima sarà ospite del Mazzara. Per quanto riguarda invece il girone D, e sempre di promozione, si gioca in anticipo questo sabato la gara Scicli-Akragas, una sfida importante per proseguire sulla scia del fuggitivo Priolo. Nessun problema per il rientrante tecnico Sebbi Catania, che dopo il successo di domenica scorsa intende incamerare altri 3 punti per la propria classifica. Questa partita, che ricordiamo che nel momento in cui andiamo in onda è in pieno svolgimento, è iniziata alle ore 15:30. Questo anticipo di campionato di promozione girone D è valevole per l'8ª giornata di ritorno, è diretta dall'arbitro Giuseppe Pecora di Messina, con assistenti Giuseppe Calarese di Messina e Francesco Fazio di Acireale. A causa di una capienza ridotta dello stadio comunale dello Scicli, al fine di evitare la criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza, la vendita dei biglietti per assistere alla gara è stata riservata solamente ai residenti del comune di Scicli, con inibizione della vendita dei biglietti per la tifoseria ospite. Ed ora la prima categoria, girone B. Appena un punto di vantaggio per l'Empedoclina, che di punti ne ha 44 dopo il pari esterno ottenuto sul campo del Villabate. Inseguono a pari punti Cianciana e Fada, 43 punti, che rendono questo rush finale di campionato incerto e molto entusiasmante. Adesso mancano 4 giornate alla conclusione e chi sbaglia viene tagliato fuori dalla lotta e quindi dovrà accontentarsi degli spareggi playoff. La compagine di Mariano Cordaro torna a giocare al Collura con il giovanile Collesano, il Fada ospita lo Sporting Termini, infine il Cianciana avrà una trasferta insidiosa con il Forte Prizzi, che spera ancora in una difficile rimonta in classifica generale. Infine l'ultima Agrigentina, l'Alessandria della Rocca, che cerca una vittoria salutare interna con la Belsitana. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi sabato e vi auguriamo un buon fine settimana.